C'è bisogno di tutti, anche dell'opposizione, per far fronte al rincaro ulteriore della bolletta della luce. Giorgia Meloni lo chiede con forza all'Unione Europea per far fronte comune contro questa nuova stangata che attende imprese e famiglie. Il futuro capo del governo italiano si appella alla compattezza per dare le giuste risposte a chi si attende qualcosa di concreto. Insomma, sarebbe questa la ricetta di Giorgia Meloni sul fronte energetico. E a proposito di ricette, volendo rimanere in campo locale e parlare di turismo, vi proponiamo l'intervista che TVA ha realizzato nel 2017 proprio con Giorgia Meloni nella Valle dei Templi. L'augurio è che lei, adesso dall'alto del suo incarico, affronti anche tutto quanto di negativo ha riscontrato parlandone venendo ad Agrigento. Sono problemi gravi mai risolti, problemi che si trascinano nel tempo e che sarebbe ora di risolvere, visto che si punta alla capitale della cultura. Intanto consentiteci di ricordare l'amico e collega Gerry Butera, autore delle riprese durante l'intervista. La sua ricetta per fare turismo? La mia ricetta per fare turismo è lavorare sulla tassazione, lavorare sulle infrastrutture, bloccare gli sbarchi e fare una promozione dei nostri gioielli che non sia lasciata, diciamo, al caso, ma che sia una delle priorità che si dà allo Stato nazionale. Ad Agrigento come si procede secondo quello che lei conosce? Ad Agrigento intanto il tema delle infrastrutture mi sembra un tema centrale. Questa è una città che ha uno dei più grandi siti, forse il più grande sito del mondo per estensione, archeologico. È un sito straordinario dove chiaramente verrebbero molti più turisti dei 600.000 che arrivano ogni anno se non ci volessero 2 ore dall'aeroporto più vicino, se ci fossero dei porti utilizzati non solo per far sbarcare gli immigrati ma utilizzati per aiutare il turismo. Sicuramente il tema delle infrastrutture è il tema qui centrale. Poi ovviamente insomma, io insisto sul fatto che bisogna aiutare gli operatori del turismo. Noi non possiamo dire a chi vorrebbe avere un albergo, a chi vorrebbe fare qui turismo di alta qualità: guarda, l'unica possibilità che ti diamo è quella di riconvertire il tuo albergo in un centro per l'accoglienza degli immigrati, come è accaduto anche nella provincia di Agrigento e in strutture straordinarie non lontane da qui. Io penso che bisogna sostenere queste eccellenze e penso che qui bisogna dare servizi oltre alle infrastrutture, perché noi il petrolio ce l'abbiamo, solo che noi non lo sappiamo estrarre.